Sembra di stare dentro un freezer, temperatura in picchiata, colonnina di mercurio vicina allo zero anche nel capoluogo Agrigento, le prime nevicate nelle zone montane. L'Italia meridionale sta per vivere un evento di gelo e neve di portata storica. Tra oggi e domani e il giorno di Capodanno, giovedì 1 gennaio, le temperature crolleranno su valori polari e la neve cadrà copiosa fin sulle coste meridionali dell'isola. Non è da escludere che alcune località possano superare i record storici mensili di dicembre. Nevicherà in quasi tutti i capoluoghi di provincia siciliani. Agrigento e Siracusa difficilmente vedranno la neve, ma potrebbero comunque vedere qualche fiocco. Nevicherà invece a Catania, forse senza accumuli, a Ragusa, Caltanissetta, Enna, in modo molto abbondante e ovviamente nelle tre città tirreniche già citate, cioè Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro. Intanto tra Messina, Reggio Calabria e Catania forti piogge in atto da oggi pomeriggio fino a domani con quota neve in rapido calo fino ai 300 metri di quota. Tutto questo prima dell'arrivo del gelo previsto per il giorno di Capodanno. Comunque da questa mattina nevica copiosamente a Cammarata e San Giovanni Gemini, lungo la strada che da Agrigento conduce a Palermo in prossimità di Lercarafriddi. Tra qualche ora sarà d'obbligo la circolazione con le catene. Insomma, dopo aver trascorso il Natale in pratica al mare, come se ci trovassimo ai Caraibi, il fine anno ci fa ricordare che siamo in inverno. Magari lo avevamo proprio dimenticato.